Giorno 3. E si va. Stanotte ha fatto freddino e adesso ho dovuto indossare le scarpe bagnate perché dalla pioggia di ieri non si sono ancora asciugate. Spero che venga un bel sole, così mi fermo, le asciugo e poi le rimetto. La giornata sembra promettente. Scusi, per San Giorgio. Guarda che spavento! Dio santo, attento che arriva una macchina. Grazie. Devi continuare, al secondo bivio trovi la rampa su e trovi il cartello San Giorgio. Bene, fatto il caffè, preso i panini e adesso si va a Resiutta. Ma Resiutta non è nella Val di Resia? Questo è interessante. Ma... Bene, mentre voi non guardavate ho pranzato, caricato il caricabatteria col sole e caricato un video su YouTube. È passata più di un'ora, adesso il tempo sta cambiando, però c'è un bel anellino di 2,5 km qui a Povici di Sotto e direi che vale la pena farlo, siamo qua. Già mi piace. C'era scritto 25 metri di dislivello, ma non me li immaginavo tutti di botto. E mo? Utile. Di là. Secondo me a prescindere abbiamo sbagliato strada, perché non mi sembrano 25 metri di dislivello questi. Comunque, al massimo torniamo indietro. Sapevate che si dice che le creature del Friuli, quindi Sbilfs, Aganis, Orcul, siano scomparse tutte dopo il concilio di Trento che c'è stato nei primi del Novecento, dicono nel 1924. Orco, che in realtà anche le streghe non sono del tutto cattive, anzi possono essere capaci di guarire, di usare pozioni per far innamorare le persone, sono molto ambivalenti anche le streghe. Chiaramente sono state demonizzate dopo il concilio. Diventerei anch'io cattivo se tutti parlassero male di me. Sì. Non è proprio bellissima questa strada. Mi sa che c'era stata una frana lì. Tra l'altro sto cercando di fare abbastanza confusione in modo che le vipere sappiano del mio passaggio e scappino via. Che anche loro non sono cattive. Diventano cattive quando si sentono minacciate o quando sentono che sono minacciati i loro piccoli e le loro uova. No, ma qui mi diventa anche ferrata. Tra l'altro è passata più di un'ora, quindi non credo proprio che questo sia il percorso che avevo seguito. Che scatole, devo rifare tutta la salita, ma mi sa che è meglio tornare indietro. Beh, se non altro ci siamo beccati questa vista spettacolare sulla valle. Guardate qua. La mannaggia, fa così caldo che potrei mangiare una balena. Questo era Povici, prossima destinazione Resiutta. Anche partiti, ci fermiamo subito che ho visto una cosa interessante. Fichissimo.
se non fosse pieno di ragnatele e di ragni che non so quanto siano velenosi, tra l'altro sono con una canottiera, proverei ad andare un po' più in profondità, però dato che non so quanto è fondo e mi fanno un po' schifo ste bestiazze, andiamo avanti. Mondi? Voi sapete quanto è profonda la grotta? Siamo del posto. Ah no? sicuramente. Ah ok, non ho detto. Eccoci al risultato. Qua in realtà neanche ci fermiamo, andiamo dritti verso Tarvisio. Prossima destinazione Chiusaforte. Sapete, di solito la gente normale prende la ciclovia nel senso opposto. Quindi partono dall'Austria e la fanno in discesa. Io no, a me piace salire. E invece no, una va bene, due anche, poi basta, le gallerie sono tutte uguali. Ok, siamo a Chiusaforte. Adesso dobbiamo uscire dalla ciclabile perché ci porterebbe dritti a Tarvisio. Noi invece vogliamo fare un giro verso Sella Nevea. La ciclabile la rifaremo al ritorno. Sono quasi le 5 del pomeriggio, in realtà non ho intenzione di andare a Sella Nevea, ma di fermarmi prima al fontanone di Goriuda, ma lo vediamo domani. Questo invece è il torrente Raccolana che entra nel Fella, il quale finisce poi nel tagliamento. Ci siamo quasi, ho perso l'elastico. Mannaggia, questo è granicello. Eccoci, oggi siamo partiti da Lischiazze, siamo saliti, preso questa strada, siamo arrivati a Porici dove abbiamo fatto il giro nel monte, Resiutta, a Resiutta abbiamo preso la strada, la ciclabile, vedete questa linea viola, fino a Chiusaforte. Poi a Chiusaforte invece di andare su siamo andati verso destra, abbiamo seguito questa strada gialla, Pezzeit, Saletto e adesso siamo arrivati qua, fontanone di Goriuda. Domani si va a Sella Nevea dopo aver visto il fontanone. E adesso, anche se avrei ancora un panino, ma sono stufo dei panini al prosciutto, ne ho mangiati 6 negli ultimi 3 giorni, proviamo questa trattoria. Avete le Ganis qua? A Ganis? Raccontano ancora le storie? Ah, sì, sì, dei Guriuz. Ah, parlano dei Guriuz anche? Qua sono i Guriuz, guarda, te lo vedi lì nella foto, l'hanno messo nella foto un altro, hanno preso fotografato un Guriuz, guarda. Beccato in pieno. Beh, è stata veramente un'ottima scelta. Il proprietario, proprio gentilissimo, ha voluto anche offrirmi una fetta di torta, strabuona, e mi ha dato un 2 dritte sul fontanone di Goriuda, che vediamo domani mattina. Adesso mi piazzo qua, vedete questo bello spiazzo d'erba. Siamo di nuovo vicino al fiume, al torrente, anche se l'ultima volta che ho dormito in riva al fiume mi sono svegliato con un sacco di raucedine, però secondo me può essere anche a causa del fatto che avevo tenuto la finestra della tenda chiusa, quindi non respirava. Oggi riproviamo e domani vi dico com'è andata. E magari vediamo le Aganis.
Giorno 4